L'arte della biodiversità è un concorso che, unito ad altri eventi che facciamo durante l'anno, coinvolgendo degli studenti di scuole anche minori, quali le elementari e le materne, ci permette di poter, diciamo, in qualche modo trasmettere alle nuove generazioni, ai giovani, questo concetto di biodiversità, questo concetto di rispetto per l'ambiente e di sostenibilità. Questa è la filosofia del premio voluto fortemente dall'azienda vitivinicola Calmonda di Pieve di Soligo, giunto quest'anno alla seconda edizione. La prima è diventata questo rifugio per insetti a garanzia della biodiversità, dal nome emblematico Scarab House. Questo qui è la prima edizione del concorso L'arte della biodiversità che abbiamo organizzato insieme al liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, dove i ragazzi della quarta design hanno realizzato questi modelli e poi alla fine noi ne abbiamo premiato uno e questo poi l'abbiamo realizzato come lo avete visto. Poi i ragazzi fanno questi modelli, fanno questi hotel per gli insetti e poi noi li realizziamo in scala 1:1. È un'altra via per poter parlare con le nuove generazioni. Installazioni in armonia con l'azienda che ha fatto la scelta di essere biodiversity. È una scelta di condurre, diciamo, le nostre aree dove coltiviamo attraverso l'utilizzo di sostanze naturali, di concimi organici da stalle, di concimazioni attraverso fiori e piante, con api, insetti. Più biodiversità si riesce a fare in un'area coltivata e più le piante riescono a rendersi più forti e immuni contro le malattie. Quest'anno è stato Spira, progetto di 3 studenti, ad aggiudicarsi il maggior numero di preferenze da parte di una giuria di esperti. Spira, questo è il nome, vede la firma di 3 studenti della 4F del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto. Abbiamo cercato le forme geometriche e poi abbiamo unito materiali come il legno dell'abete rosso e le reti metalliche per creare una casa accogliente per gli insetti. Abbiamo comunque preso ispirazione anche da bug hotel già esistenti e anche che funzionino e abbiamo comunque anche cercato materiali che possano convivere in modo facile con gli insetti, appunto. La forma l'abbiamo fatta anche per i vari habitat degli insetti, cioè ad esempio la parte più bassa può essere un po' più umida mentre quella più alta più areggiata e più esposta al sole. Un'installazione che già nel prossimo mese di luglio sarà ammirabile in grandezza naturale a quanti vorranno visitare l'azienda agricola Calmonda a Pieve di Soligo. Noi siamo cantina e siamo enoturismo, siamo aperti 360 giorni l'anno, quindi diciamo sabato e domeniche compresi, quindi tutti coloro, famiglie con figli, gruppi, wine lovers, possono venire a trovarci